Vincitrice del premio Candoni Ora Zero 2022, Mendes e Brazzo è una commedia vivace e lieve che affronta un tema assolutamente delicato, il passaggio all'età adulta. La vedremo in scena in una sola data, il 17 di dicembre, al Teatro Candoni di Tolmezzo. Ne parliamo insieme a Giuliano Bonanni, regista dello spettacolo, e al cast. Benvenuti a tutte dall'ERT Friuli Venezia Giulia e benvenuti a Filippo Borghi, Giorgio Castagna, Diego Coscia, Chiara Donada, Giuliano Bonanni e Eleonora Angioletti. Dunque una folta rappresentanza del cast e della regia di Mendes e Brazzo, questo spettacolo che vedremo appunto al Candoni di Tolmezzo. Grazie dunque e benvenuti al teatro a casa tua. Grazie a voi per l'invito. Grazie. Partiamo dallo spettacolo e dunque mi rivolgo a Giuliano Bonanni, regista di Mendes e Brazzo, vincitore appunto del premio Candoni Ora Zero 2022. Un premio che dura da molti anni e vinto quest'anno appunto da Massimo Vazzana, che è l'autore del testo che vedremo in scena. Puoi raccontarci qualcosa di più delle ragioni che hanno portato questo testo a vincere e del premio Candoni? Innanzitutto il premio Candoni è un premio, un concorso nazionale di drammaturgia contemporanea. È importante sottolinearlo perché in Italia, rispetto non tanto alla produzione di drammaturgia contemporanea, quanto alla diffusione e alla circuitazione della drammaturgia contemporanea, siamo decisamente indietro rispetto al resto d'Europa. Quindi il premio, sull'onda di tutto il lavoro che il drammaturgo e uomo di teatro Luigi Candoni ha fatto negli anni 50 e 60 del Novecento, cerchiamo di riproporre un premio che metta in luce la nuova drammaturgia e dia la possibilità quindi anche di essere rappresentata. Nel giro di 2 anni abbiamo raggiunto questo, quindi di 2 edizioni del premio, in questa nuova veste, perché il premio ha una lunga storia anche con Candoni, poi anche con il Centro Servizi e Spettacoli che l'aveva preso in gestione con la direzione artistica di Franco Quadri, ma da 2 anni l'abbiamo rimesso in moto proprio con l'idea di non fare semplicemente un premio e premiare un'opera che poi viene tenuta nel cassetto, ma l'idea è proprio quella, l'obiettivo è proprio quello di produrre lo spettacolo dall'opera vincitrice e permettergli una circuitazione. Quindi quest'anno ce l'abbiamo fatta e Mendes e Brasso vedrà la luce e diciamo in una versione che è anche particolare, perché è l'opera stessa che è particolare. La storia di un fumettista che ormai trentenne ancora non ha fatto quel salto nell'adultità che è necessario alla sua età. Quindi anche una tematica molto attuale, questo è anche il motivo per cui ha vinto l'edizione 2022 l'opera, perché questa tematica la riteniamo, la giuria l'ha ritenuta una tematica assolutamente forte, di attualità, e che dà adito a molte riflessioni. E appunto entrando nella storia vorrei chiedere agli attori di presentarci i loro personaggi, di raccontarci un po' chi sono e cosa fanno in questa vicenda. Chi comincia? Comincio io sono appunto Alonso Mendes, io sono Filippo Borghi, nel ruolo di Alonso Mendes, che è questo fumettista che da quando
adolescente, diciamo, è subito un grande talento, e che appunto però questo talento, come dire, lo tiene in un certo senso fermo a quell'età infantile, diciamo, c'è questa forte connessione tra questo rimanere bambino per restare legato al suo talento, e allo stesso tempo convive, diciamo, con questo suo amico che nasconde, diciamo, una particolarità che non vogliamo svelare, e quindi, diciamo, vive un po' tutto questo conflitto con la sorella, che invece è diventata, diciamo, quasi la sua badante, nel senso che lui è completamente, non riesce assolutamente a far fronte ai minimi ostacoli della vita, come farsi un caffè o questo. Diciamo, è immerso in questo suo mondo fantastico, che appunto è, come dire, seme del suo talento, ma anche ostacolo nella vita reale. Io invece sono Diego Cosce, interpreto Brasso, il migliore amico di Alonso Mendes, che lo segue praticamente la gran parte della vita, e come un vero amico a un certo punto deve dire le cose in faccia al suo amico che non sta crescendo. Questo porta a continui incontri e scontri, anche un tradimento dell'idea di amicizia più ingenua, legata ancora a un'idea infantile, per passare invece a un rapporto più adulto e consapevole. Io sono Chiara Donada, interpreto Tonia, la sorella di Mendes, e una donna che vive il peso di una responsabilità doppia, perché non solo su se stessa, ma anche quella sul fratello, che appunto, come già anticipato e spiegato da Filippo, insomma, Mendes è un personaggio complesso, è un giovane in difficoltà, ancora molto bambino, da accudire in tutto, e arriva a un punto anche lei di crisi, per cui non riesce più a supportare questa situazione che sta diventando insostenibile, perché ormai Mendes è un trentenne, quindi anche lei, attraverso il suo percorso e attraverso il percorso del fratello, riuscirà a crescere in qualche modo attraverso questa maturazione, non solo sua e non solo del fratello, ma condivisa. Io sono Giorgio Castagna, interpreto Matteo Luna, detto Iena, che è l'antagonista di questa pièce, e che a un certo punto entrerà in questa casa e appunto avrà a che fare con questa famiglia del tutto particolare, e con alcuni sotterfugi cercherà di prendere i diritti del fumetto Marvel, insomma. Ovviamente cercando di fare una sorta di contratto, ma non voglio neanche troppo spoilerare, insomma, la storia, e quindi ci sarà una scadenza per cui vorrà capire, insomma, se riuscirà a prendere o meno i diritti del fumetto. Ecco, mi intrometto nuovamente anche per una specifica doverosa. Mendes e Brasso è un titolo che richiama la Spagna, e all'interno della pièce proprio ci sono dei riferimenti alla Spagna, ma sono dei riferimenti nello specifico donchisciotteschi, perché Massimo Vazzana, l'autore del testo, ha tratto un'ispirazione, ha fatto una lunga rielaborazione portando nel contemporaneo la figura proprio anche di Don Chisciotte e Sancho Panza, in una totale rivisitazione appunto contemporanea. È interessante anche l'allestimento di questo spettacolo, lo vediamo dalla locandina in cui giustamente si riprende un po' il tema del fumetto, del disegno, un disegno che ha una parte anche nell'allestimento. Non so quanto possiamo svelare, forse sì. Eleonora, puoi raccontarci un po' come si è curato anche questi aspetti del lavoro sul testo? Certo, cercherò di parlarvene per quanto appunto si può svelare senza dover rivelare troppo, ma già nella drammaturgia stessa, nel lavoro appunto dell'autore, quel piano della realtà e il piano del fumetto si mescolano
e si intrecciano. E quindi anche poi nel lavoro degli attori, quindi l'allestimento vero e proprio, la scenografia, quello che abbiamo fatto è trovare appunto delle linee di connessione tra il piano della realtà e il piano del fumetto. Ed è stato molto interessante, devo dire, dal mio punto di vista privilegiato, no? Guarda, di primissimissima spettatrice, perché non faccio parte del caso, ma insomma seguo il lavoro di Giuliano, vedere anche come gli attori hanno potuto lavorare facendo vivere i due piani contemporaneamente, anzi non contemporaneamente, ma facendo intrecciare, passare dall'uno all'altro, cercando di seguire quello che è il flusso del testo, quello che il testo richiede e quello che i loro personaggi stessi, a metà fra la realtà e il fumetto, richiedono. Ci saranno quindi, no, possiamo dirlo, ci saranno delle proiezioni, dei fumetti, dei disegni veri e propri di Ludovico Locascio, che è il fumettista che ha curato la parte grafica, che ha fatto i fumetti e quindi anche l'autore della locandina. E insomma, sarà un bello insieme tra realtà e fumetto che dialoga. Questo anche poi si ritroverà anche proprio nella scenografia, l'aspetto del fumetto, quindi questa dimensione, come diceva Eleonora, in cui la linea d'azione della realtà si fonde con questa linea d'azione dell'immaginario, del fumetto, della fantasia, del fantastico. Dunque è sicuramente interessante e sono certa che chi ci sta ascoltando e seguendo si avvicinerà, insomma è sicuramente complesso far avvicinare il pubblico ai testi nuovi, alla drammaturgia contemporanea ed è a questo poi che nasce l'idea di allestire lo spettacolo del premio. Un allestimento che si inserisce all'interno di un progetto più ampio che si chiama Rigenerazione, di cui l'ERT è partner. E quindi ti chiederei, Giuliano, di dirci due parole anche su questo importante progetto sul territorio. Il progetto Rigenerazione nasce con l'intento di lavorare sul territorio, ma considerando il territorio non solo un contenitore, ma proprio dal territorio far uscire il contenuto. Quindi il progetto Rigenerazione si muove su due filoni. Il primo filone è quello che riguarda il premio Candoni sulla drammaturgia contemporanea e l'allestimento e la circuitazione dell'opera vincitrice, e una direzione invece che riguarda degli eventi sul territorio. In particolare abbiamo preso un territorio che vive delle difficoltà, essendo più un territorio più marginale rispetto alle città, ai capoluoghi, che è quello della Carnia, un territorio che ha delle difficoltà da un punto di vista socioculturale, quindi anche a poter esprimersi dal punto di vista culturale. Solitamente anche la Carnia viene un po' vissuta come un contenitore, dove si vanno a fare degli eventi, ma poi nulla rimane sul territorio se non quell'evento in quella specifica giornata o serata, in quello specifico periodo. Quindi noi con il progetto Rigenerazione abbiamo di cui l'ERT appunto è partner, abbiamo voluto incominciare un percorso che portasse il territorio ad essere protagonista e le persone del territorio, quindi sia gli spazi che le persone del territorio, attraverso laboratori di fotografia e immagine, di musica, che poi sono entrati all'interno degli eventi stessi che sono stati prodotti sul territorio in spazi molto particolari. Spazi all'aperto, spazi naturali, spazi più artificiali, ma che comunque vengono recuperati, che erano dismessi, che non venivano più utilizzati sia dal punto di vista comunitario sociale che dal punto di vista culturale. Quindi è proprio un progetto che ha come obiettivo quello di riportare il territorio ad essere protagonista, sia da un punto di vista spaziale che da un punto di vista umano. E dunque non è un caso che dopo il debutto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Mendez e Brazzo farà tappa proprio il 17 di dicembre a Tolmezzo, dove il Candoni è di casa. Assolutamente sì, anche perché proprio questi due, proprio nel progetto Rigenerazione, le due direzioni, quella del premio e quella degli eventi sul territorio, si congiungono. Infatti abbiamo fatto anche
in Val d'Ie, in una splendida valle sopra il comune di Raveo, abbiamo fatto un evento in cui gli altri 2 testi finalisti del premio Candoni sono stati letti in una location assolutamente straordinaria, naturale, assolutamente straordinaria. Dunque diamo a tutti e a tutte appuntamento a teatro, appunto il 17 di dicembre alle 20:45 al Teatro Candoni di Tolmezzo per poter assistere a questo nuovo spettacolo. E io vi ringrazio molto, quindi grazie appunto a Filippo Borghi, Giorgio Castagna, Diego Coscia, Chiara Donata, Giuliano Bonanni e Eleonora Angioletti per essere stati i nostri ospiti. E tutte le informazioni sullo spettacolo, ricordiamolo, sono sul nostro sito artefeugi.it. Grazie a voi. Grazie. E vi salutiamo dicendo che appunto è importante sottolineare che lo spettacolo è transgenerazionale, quindi è per le famiglie, cioè per gli adulti e anche e soprattutto riferito anche agli adolescenti, visto anche la tematica che tratta. Dunque vi aspettiamo tutti e tutte a teatro di tutte le età a questo punto. Grazie ancora a tutti e tutte, torniamo presto con la prossima puntata del Teatro a casa tua. Grazie. Grazie. Grazie.